Buon pomeriggio signori, eccoci tornati, io sono Lord Perso e siamo qui, un nuovo gameplay con Manor Lords. Allora ragazzi, sta arrivando l'autunno e con sé l'inverno, piove a dirotto, siamo in un periodo di raccolta, speriamo di riuscire a sostentarci per questo inverno perché lo scorso si moriva di fame. Siamo in tanti, abbiamo una discreta milizia, come possiamo vedere. A livello commerciale sta andando abbastanza bene. Certo il debuff che c'è stato è stato veramente una mazzata sui denti, però in qualche modo faremo. Allora, per passare di livello, cosa ci serve a noi? Tanto qua ci sono delle politiche interessanti e magari dovrei dargli un'occhiata. Dovrei dargli un'occhiata anche se non mi sembrano che siano state tanto implementate da quando è uscito il gioco. Allora, mi serve un Wargage livello 3. E ciao ragazzi. Qua bisogna fare la taverna, bisogna fare la birra. No, no, è un casino. Adesso non la si fa. Tanto costruita la miniera. Ah, ok, perché l'avevo costruita? Per largirla forse. Sì, per largirla. Va bene, va bene. Allora dobbiamo aspettare che entri un po' di gente nel nostro villaggio e stare all'occhio che non arrivi gente. Allora, potrei andare fuori questo accampamento di banditi. Che però non sono pochi, guardate qua quanti sono. Sono tantini. E so, per certo, perché l'ho provato in una delle scorse volte. Si sono debuggati. Ecco che stanno arrivando. Perfetto, perfetto. Quindi niente, siamo in attesa di un altro scontro. Mi sento già male ragazzi. Va bene, va bene, va bene. Ricordiamo che poi l'obiettivo appunto è quello di chiuderci in un villaggio, se riusciamo. Tanto loro avanzano, Allora facciamo una bella cosa. Iniziamo già a tirarli fuori, va? Prima che ci sia qualche impedimento o qualcosa. Dai, usciamo dalle case. Così avranno discesa di 4%. Aumenterà la loro efficacia. Guardate che bella giornata di sole tra l'altro. Oh, bella. Ok, si stanno radunando. Eccoli qua. Perfetto. Tanti uomini, tanti uomini. Allora, il commercio qua mi dovrebbe aver commerciato. Cioè, dovrebbe commerciare un po' di roba, esatto. Tipo 5 lance. E gli scudi che tardano ad arrivare, maledetti. Va bene, va bene. Siamo abbastanza grossi qua, Siamo abbastanza grossi. Potremmo fare uno scontro qua. Dai, portiamo avanti le truppe. No, dai, non... Spostiamoli qua così, dai. Non andiamo lontani. È stata avvistata un'unità nemica. Altre unità. Ragazzi. Ai ai ai. Ai ai ai. Raga, non so se ce la faremo, Dovevano arrivare. Potrebbe essere l'ultimo gameplay questo. Dovevano arrivare e sono arrivati. Dovevano arrivare e sono arrivati. Allora, fatemi vedere una cosa. No, raga, ma andiamo malissimo. Allora, quante ne abbiamo di... Quante ne abbiamo di armi? Non si sa. Non si sa, vabbè. Questi sono quelli che siamo riusciti a recuperare adesso. Oi oi oi. Oi oi oi. Dove sono loro, là? Sono solo 18. No, dai, forse ce la dovremmo fare, che adesso ne avremo 2 di assalti da affrontare. Avvistata un'altra unità nemica. 18-18. Potrebbe essere il finale di questa serie, ragazzi. Potrebbe essere. Adesso mettiamoci qua. Doppia fila. Potrebbe essere il finale di questa serie. Ma attenzione. Stanno arrivando.
Facciamo avvicinare un attimo. Intanto i nostri recuperano le forze. Siamo a 112 e qua 96. Acceleriamo un po'. Tanto altre cose non ne faremo. Il cibo ci sta aumentando, va bene. Un pochino. Sapere solo una cosa. Il pane, il forno comune ha l'uomo, sì. Eccoci ragazzi, sconto brutale. Fatemi vedere l'altra dov'è. Ancora lontana ma sta arrivando. Adesso è arrivata. L'abbiamo scampata all'inizio ma non adesso. Sta arrivando con gli interessi. Spostiamoci. Ragazzi, potrebbe essere l'addio. Potrebbe essere il finale della serie. Sono tanti loro, 19 più... no, 18 più 18. Fermi. Fermi. Io non ho gli archi, raga, no, no. Non ce li ho. Li andiamo a caricare di lato. Ok, buona, perfetto, circondati. E adesso ragazzi ce la giochiamo. Vedo già un 17 loro. Bene, 16. Perfetto, attenzione. È stato un cambio di camera. Ok. 15, perfetto. 17, benissimo. La strategia di colpirli da due lati sta funzionando. Ne ho perso un solo uomo e loro ne hanno persi parecchi. Però noi abbiamo un altro scontro da effettuare con questi brutti signori che stanno arrivando. Vero che sono solo 16, però 18 quanti sono. Però bene, guardate qua. Bene, bene. Il Comiatus sta spingendo adesso. Bene. Bene. Benissimo. Dai, dai ragazzi. Avremo abbastanza armi per il prossimo scontro. Cioè quello dopo ancora, se ci sarà. Dai, forza ragazzi. Ok, dai, mandateli in fuga. Dai ragazzi, mandateli in fuga. 14. Ok, sono andati in fuga, perfetto. Ora venite qua perché c'è un altro da far fuori. Perfetto, il primo l'abbiamo passato ragazzi, incredibile. Incredibile. E già sul primo incontro ero un attimo così. Invece ce l'abbiamo fatta, dai, sono contento. Mettiamo una persona qua a fare il beccamorto. Guardate qua i cadaveri. Bello. Dai ragazzi, adesso continuate a lavorare perché qua ragazzi c'è un altro scontro. 19 contro 18. Però noi siamo un po' più pesantemente armati, Peccato che le armi non le posso recuperare dalla battaglia. Maledizione. Guardate qua che c'è l'animazione che ritirano i corpi. Perfetto. Attenzione, sono provati. Efficacia bassa. Adesso li facciamo riposare qua, Doppia battaglia per loro. Riusciranno i nostri eroi? Provazione, vabbè ragazzi, ho capito. Fermi, fermi. Adesso abbiamo la battaglia. Ok, importante che arrivi almeno al 100%. Questi sono al 92, buono. Dove sono? Sono entrati nella foresta? Panico, tensione, tensione. Continuiamo a salire di efficacia piano piano. Qui siamo quasi al 100. Sbucheranno dalla boscaglia, a breve. Credo, perché non li vedo. Dove sono scappati? No,
Saranno nel bosco? Ok, intanto qui sale l'efficacia. Qui siamo arrivati al 100%. Eccoli. Allora, calmi, fermi, fermi. Tattica di prima. E con questi li prendiamo di lato. O almeno ci proviamo. Ok, perfetto, perfetto. Ok, si trovano circondati quasi da due lati. Vedete che arretrano per non essere più circondati, ma... Perfetto, abbiamo già perso un uomo noi. Dai. Dai, Comiatus non deve mollare. Piuttosto perdo i lancieri della milizia, però Comiatus deve rimanere. Bene, bene, dai, dai, li stiamo falciando, benissimo. Benissimo. Benissimo, benissimo. Ok, allora rompiamo i ranghi di entrambi e torniamo al lavoro. Lo rifacciamo andare in fuga, perfetto. Perfetto. Perfetto, però adesso abbiamo pochi uomini a disposizione. Sì, ci devono arrivare un po' di scudi qua, perché non ne sono abbastanza. Vabbè, moneta ce l'abbiamo, quindi qui, vabbè, a causa di soddisfazione, non so cosa dirti, ragazzo. Mi spiace, ma fornitura di combustibile manca. Ah, combustibile sta andando. Ah, forse erano degli uomini che sono andati a combattere, forse, per la fornitura. Non lo so. Non lo so, ma non è il momento questo di prendersi male, ragazzi. Non è il momento di prendersi male. Combustibile stiamo andando giù a picco, a picco. Allora, qui abbiamo uno dei briganti, un accampamento dei briganti, qui ne abbiamo un altro, qui un altro. Vedendo dove posso andare a rubare un po' di risorse, però ecco, non adesso perché si sono appena ritirati i miei uomini, però sarà da fare, ragazzi. Sarà da fare. Andiamo avanti intanto. Ok, vedete l'approvazione. Inizia a patire un po' la fame il villaggio, però per ora si regge. Il combustibile si sta esaurendo. Allora, stoppiamo il commercio di combustibile. Esportiamo solo cuoio. Ma direi che ne ho abbastanza di assi, direi. Andiamo, mettiamolo. No, lasciamolo alla costruzione, se abbiamo bisogno di qualcosa. Anzi, mandiamolo qua. Ok, perfetto. Sono arrivati. È arrivato un carico. Ma non era armi. Non erano armi. Ok, banditi. Allora, non vorrei che fosse un bug, perché... Ah, priorità trebbiatura, ok. No, io vorrei che mi facessi anche però il cibio. Il cibio. Facciamo alta e qui la facciamo media. Dai, un po' me lo devi convertire, ragazzo, Adesso quasi quasi tolgo anche un falegname. Comunque abbiamo tante legname, e non dobbiamo costruire, quindi... Bene, intanto stiamo portando via i cadaveri.
Ah, ragazzi, c'ho un'ansia addosso tra il cibo che manca, la legna d'ardere che manca, i corpi che devono essere portati via. Quelli ci sono, purtroppo. Non mancano. Guardateli qua. Questo qua che non mi fa il grano, ragazzi. Porca miseria. Stanno seminando. Ok, è arrivato un colono. Siamo ancora a ottobre. Ok, è arrivato un altro, ma vengono asportati. No, probabilmente sono quelli che vengono reintegrati dalla guerra che c'è stata. Ok, 19, perfetto, sono aumentati. Li manteniamo ancora sui 19 così. Ok. Dovrei fare anche i mattoni. Mi fa un sacco di cose, ragazzi, ma non c'è il tempo di farlo. Dai, semina. Poi c'è la crescita e mi sa che mi faranno questo appena appena è finita la semina. Probabile. I corpi tolti, perfetto. Bravi, ecco la calce viva. E via. Dai, campi quasi fatti. Siamo a 99. Un po' avanti veloce, perfetto. Ora siamo alla crescita delle colture. E adesso, se penso che mi faranno quello che faranno, dovrebbero venire qua e farmi il grano. Eccolo qua, i cereali, scusate, i cereali. Poi me la portano qua e da qua va al forno. Ottimo. Ottimo, ottimo. Allora, ok, ci siamo. Guardate qua quanto viene trasferito. Ottimo, ottimo. Bene. Tutto cibo è per l'inverno. Pane, pane. Mangeranno solo pane quest'inverno. Che bello abitare qua, ragazzi. È proprio bello. Proprio bello. Dai col forno. Dai. Eccolo. Ecco, farina. Perfetto. Dai, guarda come si prodigano. Dove vanno questi? Addetto al granaio trasporta cereali. Ok. Bene, sono molto contento. L'inverno si avvicina. Ok, c'è stato uno scambio. Fatemi vedere. Niente scudi ancora. Allora importiamole. No, facciamo 4 di 4 alla volta. Che altro che paura che poi mi si esauriscano, diventano tutte spade o... cioè scusate, tutte lance o tutti scudi. Qua sta... no, non sta ancora producendo, ma secondo me a breve sì, vedrete che questi qua mi sa che stanno portando proprio a lui. No, non è vero. Che fanno questi? Porto cereali. Ah, lo portano lì, ok. Lo portano qua, ok. Hai bisogno... Eccola qua che sta arrivando. Perfetto, perfetto. Trasformata in pane. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Perfetto, ragazzi. Qua direi che possiamo togliere questo lavoratore e mandarlo qua. Bene, molto contento. Adesso che il legname
Perché non mi tolgo il legname? Cosa succede qua? Si sta riposando. Attende. Che cosa attendi? Forse si sta riposando. Può essere si stia riposando, eh. Allora facciamogli una stalla un po' più grande, dai. Servono famiglie per lavorare, giustamente. Io le ho tolte. Siamo sotto di personale comunque, ragazzi. Non c'è abbastanza personale. Proprio adesso che abbiamo il pane. Ok, tutta la lavorazione è stata fatta, perciò li tolgo. Ne metto uno qua. Ne tolgo anche un altro e lo mettiamo qua. 2. Ok, qua sta costruendo la stanga, un po' più bellina. Dai, 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 questo pane qua. Piccoli progressi, dai che non moriamo di fame quest'anno. Insomma, consumabili comunque sono andati a 2 mesi, cioè sono rimasti uguali, raga. E non è neanche arrivato l'inverno. Mamma mia, questa cosa mi preoccupa alquanto. Vabbè, però abbiamo il pane, dai, 70 di pane, 76. O sono cereali? No, sono cereali questi, è la verità. Allora, io direi che... Sì, va bene, consento l'allestimento, però portatemi il materiale per il forno, ragazzi, dai. Dovrei fare un altro granaio sotto. Quando avrà un po' più di popolazione, però, cosa dite? Che così la vedo dura. Qui c'è la farina, cereali. Ok, dai, portami la farina al forno. Dai, che non c'è neanche più... dai, qualcosina di pane, ogni tanto tira fuori un panino, così. Molto singhiozza, rilento, però, vabbè. Serve più gente alla logistica, comunque, Serve più gente alla logistica. Allora, qua mi sa che abbiamo raggiunto il massimo. Sì, mi sa che abbiamo raggiunto il massimo. Delle lance. Un'altra persona qua alla logistica. Bene. Ecco una pagnotta di pane, ottimo. Che addirittura ne aveva così tanto che è andata anche nel granaio. Bene. Bene, molto contento. Allora, corpi senza sepoltura. Ok, va bene. Ok, sono tutti contenti e felici, va bene. Allora, next step è richiamare gente. È richiamare gente, ragazzi, perché senza il richiamo della gente qua mi serve un'altra persona che inizi a lavorare alla miniera. Dai, metto il costruttore qua. Tanto legno ne abbiamo sufficienza. E iniziamo, direi, a fare un po' di argilla. E poi con l'argilla e i soldi avanzati ci dovremmo riuscire a fare delle tegole. E con le tegole poi andiamo ad aprire il mercato, il commercio. Fatemi vedere quanto costano le tegole. 280. Porca miseria, ragazzi, ma io devo difendere la città. Non posso sprecare i soldi per questo. Non posso. Vabbè, vedremo, dai. Bene, qui intanto il pane che si accumula, perfetto. Dovrei fare un altro campo, dovrei fare un altro campo. Qua hanno finito, quindi in realtà lasciamo solo 2 persone, giusto quelle che hanno aperto le bancarelle, ma non facciamo nient'altro, non mettiamo nient'altro. Bene.
Bisogno di altre famiglie. Solo che altre famiglie vuol dire altro cibo che non ho. E quindi è un macello, ragazzi. È un macello. Vabbè, in qualche modo faremo, dai. Allora, fatemi vedere. Per lavorare e fare le tegole ci vuole l'albero. Per fare l'albero ci vuole il seme. Argilla e la terzi. Ci vuole 2 e 5 che io ho, tra l'altro. Ottimo. Quindi la potrei fare direttamente qua. Oppure, visto che loro tanto la portano qui, l'argilla, immagino, penso, vero? Sì. Potrei fare la fornace qua. Tipo una roba del genere. Perché l'idea un po' ho che quelli che non fanno le assi di legno vanno a fare i mattoni e viceversa. Allora, sicuramente i mattoni vanno fatti, perché quello va fatto. Beh, buttiamo dentro. Ci manca ovviamente le persone. Per ora non la commerciamo, non facciamo niente per ora, Quante roba c'è? Non credo sia infinita questa, no? Forse sì, se fosse infinita siamo a posto. Ma scusate. Ah, esatto, deposito ricco. Ah, devo cliccare qua sopra. 92 basta. Praticamente giusto il necessario, il minimo indispensabile per avviare l'attività. Qui devo scegliere tra se avviare l'attività o morire di fame. Cioè morire di stenti per... Mamma mia, che disastro. Per il fatto che non posso comprare armi. Dai, adesso stoppiamo il commercio delle armi. Potrei importare degli archi, ma 175. Allora, stoppiamo e ci facciamo o 280 di tegole oppure l'argilla. Perché l'argilla a noi serve produrre altre... dove sta? Argilla. 6 costa. Però 35. Quindi noi con 35 più le tegole... chi lo sa quanto le vendo qua le tegole. Perché io l'argilla posso anche importarla, però se la vendo a 1... Ah no, scusate, l'acquisto a 6. L'acquisto a 6 e vendo queste a 6 non mi conviene. Vabbè ragazzi, proviamoci, dai, non lo sapremo mai. Solo che quanto è che era? 280 o 180? Che 280 ragazzi, è un casino. È un casino. Potrei vendere un po' di assi, visto che ne ho tanti adesso. Vendiamo le assi. Non mi ricordavo che le andavo a commerciare. Va bene ragazzi, allora direi che questo gameplay finisce qua. Lo taglierò un po', farò un po' delle modifiche sicuramente, perché ci sono un po' di zone morte, ma il gameplay è questo fondamentalmente. Io ho visto un più 100 qualcosa, spero sia dovuto alle assi. Spero. E va bene, noi ci vediamo ad un prossimo gameplay. Vediamo dove mettere... Ah, questa... Ecco, vedete che si sta facendo. Manca il costruttore, ma la sta costruendo. Noi ci vediamo... Eccolo qua. Terminata la costruzione, noi ci vediamo con il prossimo gameplay, dove andiamo a vedere cosa riusciremo a fare. Io di altri bruti non ne vedo in giro per ora. Quelli che ci sono stati li abbiamo affrontati egregiamente. Vediamo di stabilire altri commerci e altre forme di rotta commerciale. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo gameplay. Mi raccomando, mettete like e commentate il video se vi è piaciuto. Ciao ragazzi.